Il governatore del Veneto Luca Zaia non accetta l'out-out di Dino De Poli, presidente di Fondazione Cassamarca, che Unicredit ha chiesto la ripartizione dei dividendi pena la chiusura a Treviso di teatri e università. La situazione di Caspineda per Zaia è frutto di scarsa programmazione e di un'eccessiva personalizzazione del potere all'interno di Fondazione. Penso che le sue dichiarazioni siano la prova provata di quello che ho detto per anni. Mi spiace dire ipse dixit, no? Lui l'aveva detto, una volta si diceva così. Mi spiace anche perché è la nostra fondazione e la fondazione non doveva finire i soldi. La soluzione proposta da De Poli al presidente della regione non sta bene. Non si possono accampare giustificazioni quali quella del non abbiamo più dividendi, perché quelle azioni bisognava venderle, perché poi quella è la verità. Non era previsto che dovevano restare in capo, in pancia alla fondazione, si potevano differenziare gli investimenti, si sono fatte belle cose, ad esempio il recupero del teatro comunale, penso all'Eden, penso ad esempio alle grandi partite relative all'università, però oggi bisogna rimboccarsi le maniche e risanare. Ma Fondazione, conclude Zaia, si può salvare. Sicuramente non sottoscrivibile la proposta di De Poli, l'equa divisione del malessere, cioè consegnare la nostra fondazione alle altre fondazioni che hanno i conti in regola, quelle venete, e che potrebbero solo fare un'azione di cannibalismo nei confronti di Fondazione Cassamarca. Teniamocela e risaniamola come si fa con le aziende, lo si può fare.